Sono stati arrestati ieri pomeriggio dai carabinieri di Castelfranco Veneto 2 spacciatori e sequestrato un ingente quantitativo di cocaina destinato al mercato della Castellana. Tutto è partito dopo che i militari hanno seguito ed arrestato un pusher albanese di medio livello, Delia Tasim, residente ad Asolo, celibe, regolare e operaio in un'azienda della zona. Stava smerciando droga ad un trevigiano, Mario Cacciato di Possagno, anche lui incensurato e operaio. Il 23enne trevigiano, oltre ad essere un assuntore, smerciava lui stesso droga per conto dell'albanese. A casa dell'immigrato sono stati trovati 2.600 euro in contanti, un bilancino di precisione ed altri strumenti utili allo spaccio. I due erano attivi da circa un anno nel mercato della cocaina tra le province di Padova e Treviso. Ora l'albanese è in carcere a Santabona, mentre l'italiano si trova ai domiciliari, entrambi con l'accusa di spaccio. Sì, abbiamo arrestato 2 giovani incensurati, operai sorpresi con oltre 20 grammi di cocaina in flagranza di reato. Durante la perquisizione abbiamo rinvenuto un'agendina, materiale per il confezionamento ed altro. Ma non si fermano qui le indagini. Dall'agendina sequestrata al pusher albanese, dove segnava i debiti degli acquirenti e altri spacciatori, potrebbero uscire indizi utili per ulteriori sviluppi investigativi. Bene, attraverso questa agendina nella quale abbiamo rinvenuto cifre e nomi, quindi per quanto riguarda anche il credito della droga, cerchiamo di ricostruire il traffico e la rete degli spacciatori.